Buongiorno a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Per questa volta facciamo uno strappo alla regola e iniziamo con le Olimpiadi invernali. Infatti si sono concluse le Olimpiadi a Beijing, a Pechino quindi, in Cina. L'Italia ha chiuso al 13° posto nel medagliere a causa dei soli 2 ori conquistati, ma è stata la seconda Olimpiade invernale della storia per numero di medaglie conquistate per gli azzurri, che infatti hanno chiuso con ben 17 medaglie, frutto di 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi. Da segnalare il bronzo ottenuto nella giornata di chiusura dalla pattinatrice Lollobrigida, che sarà anche la portabandiera nella cerimonia di chiusura. Torniamo ora al campionato di Serie A. È stata una giornata molto particolare in quanto non hanno vinto tutte le prime 7 della classifica. Ma andiamo con ordine. Al primo posto in classifica con 56 punti troviamo il Milan, che sabato sera ha pareggiato per 2-2 all'Arechi di Salerno contro la Salernitana. Una partita che sembrava iniziata alla grande per il Milan, che dopo soli 5 minuti si trovava in vantaggio per 1-0 con la rete del brasiliano Messias, ma che invece si è complicata rapidamente. Prima con un errore di Maignan in uscita che ha spalancato la porta alla fantastica rovesciata di Bonazzoli per il pareggio, e poi per il colpo di testa dell'attaccante Djuricic che ha segnato il 2-1 per la Salernitana. Nei minuti finali però il Milan ha trovato il pareggio con l'attaccante croato Ante Rebic che con un destro da fuori area ha fulminato il portiere salentino. Al secondo posto in classifica troviamo l'Inter che ricordiamo ha ancora una partita in meno ed è a 54 punti, quindi virtualmente potrebbe essere in testa alla classifica. La squadra nerazzurra ha perso per 2-0 a San Siro contro il Sassuolo. Una partita in cui l'Inter ha avuto sì delle occasioni per segnare, ma ha lasciato ampie praterie ai neroverdi che le hanno ampiamente sfruttate, andando sul 2-0 fin dal primo tempo e gestendo il risultato e anzi fallendo più volte il colpo del KO. Nel finale è arrivato anche il gol della speranza nerazzurra con il difensore olandese De Vrij, ma è stato annullato per fuorigioco. Quindi l'Inter spera di recuperare la testa della classifica nel recupero contro il Bologna. Al terzo posto troviamo il Napoli, che ha fallito l'aggancio alla vetta pareggiando contro il Cagliari. Un pareggio tra l'altro arrivato all'87° minuto, frutto di uno splendido colpo di testa del rientrante Osimhen. Infatti il Cagliari aveva giocato nettamente meglio sia al primo tempo che all'inizio del secondo, trovando in quest'ultimo il gol del vantaggio. Purtroppo nei minuti finali, purtroppo per la squadra cagliaritana, non è riuscita a gestire il vantaggio e ha quindi trovato e subito il pareggio del Napoli. È comunque un punto prezioso in chiave salvezza, anche se lo lascia sempre al terzultimo posto. Al quarto posto rimane la Juve, che nel derby della Mole contro il Torino ha aperto la giornata di Serie A. Un derby finito sul risultato di 1-1, in cui il Torino ha giocato meglio e molto bene, mettendo sotto la Juve per grandi tratti di partita e riuscendo a segnare con il Gallo Belotti, che è tornato al gol dopo ben 3 mesi. Al quinto posto in classifica troviamo l'Atalanta. L'Atalanta che è stata sconfitta per 1-0 a Firenze dalla Fiorentina. Una partita che anche qua la squadra vincente ha giocato meglio, con i fiorentini che hanno sbagliato diverse occasioni contro un'Atalanta evidentemente spuntata dall'assenza di entrambi i suoi attaccanti, ma che era riuscita a trovare il pareggio per 1-1 con il gol dell'ucraino Malinowski. Un gol che è stato annullato dal VAR per un fuorigioco attivo di un altro suo compagno di squadra. Una situazione che ha creato diverse polemiche, ma ai fini del regolamento la decisione dell'arbitro è stata corretta. Al sesto posto della classifica troviamo la Lazio, che senza il suo bomber Ciro Immobile non è andata oltre l'1-1 sul campo di Udine.
Una Lazio che comunque, nonostante l'assenza, ha giocato un'ottima partita, anche se lo stesso si può dire per la squadra bianconera. È stata una partita divertente che poteva concludersi anche con un maggior numero di gol. Al settimo posto si trova ora la Fiorentina, dopo la vittoria contro l'Atalanta, ma prima della giornata si trovava la Roma. Roma che non è andata oltre un 2-2 contro il Verona all'Olimpico, un risultato molto rocambolesco, con la Roma che si è trovata meritatamente sotto di 2 gol. Il primo gol soprattutto segnato al quinto minuto da Antonin Barak, dopo un bellissimo schema su calcio di punizione della squadra scaligera. Poi era arrivato successivamente il raddoppio per la squadra veneta e nel secondo tempo Mourinho, decimato da Covid e infortuni, ha deciso di puntare su una linea giovani, schierando prima il centrocampista 2002 Volpato e poi il 2003 Bove. Entrambi i giocatori sono andati a segno con il loro primo gol in carriera in Serie A e hanno salvato la Roma da una bruciante sconfitta. Concludiamo ora con il tennis. Infatti si stanno svolgendo vari tornei in giro per il mondo, in particolare nel 500 ATP di Rio de Janeiro, in Brasile. I nostri azzurri sono stati fermati ai quarti di finale Matteo Berrettini e in semifinale Fabio Fognini. La particolarità è che sono stati entrambi battuti da Carlos Alcaraz, un giovane 18enne spagnolo che con queste 2 vittorie e la successiva in finale è diventato il più giovane giocatore della storia a vincere un torneo 500 ATP. Era chiaro già da molto tempo che avesse davanti a sé un futuro luminoso e questa vittoria sta a dimostrarlo. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!